Luciano Bo è il nuovo assessore alla programmazione. Come si sta preparando ad affrontare questo incarico? Beh, mi sto preparando, sto cercando intanto di acquisire tutte le informazioni, per vedere lo stato dell'arte, delle cose che sono state già dei miei predecessori. Quindi, come esperienza sindacale io sono molto operativo, quindi devo assolutamente avere il quadro completo per poter essere utile anche alla città. Quando ha saputo del suo incarico, che sensazione ha provato? Beh, è chiaro che sono onorato di aver ricevuto questo incarico, anche perché mi dà l'opportunità di essere utile rispetto alle cose, alla mia esperienza sia sindacale che come funzionario pubblico. Quale sarà la prima attività che farà? Beh, la prima attività è proprio quella di avere il quadro completo. La prima attività chiaramente è legata a tutte le deleghe che sono inserite dentro l'assessorato, e quindi che è un assessorato forse il più delicato perché riguarda il personale, i finanziamenti comunitari che portano comunque denaro e anche posti di lavoro all'interno del territorio, perché intendo territorio anche non soltanto Nuoro, che potrebbe essere il punto di riferimento proprio per acquisire finanziamenti, risorse, un po' per tutto. Ci sono state un po' di polemiche riguardo al suo incarico. In questo momento in che fase è lei rispetto a queste polemiche? Sono abituato alle polemiche, ma credo che sia la cosa meno utile per la città. Credo di dover utilizzare il mio tempo semplicemente per lavorare. Salvatore Picconi, nuovo assessore alla cultura. Questo compito arriva in un momento un po' polemico, per la composizione della nuova giunta. Quali sono le sue linee di indirizzo? Come tutti sappiamo, la cultura è un elemento strategico, volano economico e sociale per la città, ed è probabilmente una delle caratteristiche principali. Abbiamo avuto un premio Nobel, veniamo chiamati come la Tenesarda, quindi la cultura deve essere, insieme al turismo, in sinergia, un elemento di creazione anche di PIL. E io sono salito su un cavallo in corsa fondamentalmente, perché dopo l'assessore Crisconi, che comunque ha fatto un lavoro importante, il sindaco interino ha tenuto l'assessorato quindi alla cultura e al turismo, e mi sono trovato con manifestazioni e eventi che già erano in essere. Vediamo quello che è successo il 25 aprile, il 1 maggio, Sapienza Sardegna. Adesso stiamo già programmando quelli che sono gli eventi strategici importantissimi per la città. La Sagra del Redentore, abbiamo in essere il Maggio dei Libri, e ai primi di giugno avremo la caccia al Nobel. Ora sto lavorando a quelle che sono altre situazioni che poi saprete in futuro. Chiaramente mi sono insediato da pochi giorni, perciò ho bisogno di un po' di tempo per mettere a terra queste operazioni. Assessore, Nuoro è piena di turisti in questo periodo, però c'è un gap, nel senso che molti locali, molte attività di ristorazione rimangono chiuse. Lei ha intenzione di animare un po' la città il fine settimana, perché molti turisti si lamentano di questo fatto, ed è un gap che Nuoro a oggi non ha ancora superato. Diciamo che questo è un elemento che stiamo considerando con gli altri componenti della giunta, col sindaco e soprattutto in sinergia con l'assessore alle attività pubbliche, Grazia Mele. Stiamo cercando delle soluzioni, delle iniziative che possano, appunto, come ha detto lei, animare la situazione. Ci stiamo lavorando assolutamente. Buon lavoro. Grazie. Allora, Grazia Mele, il nuovo assessore alle attività produttive, completa il cerchio della squadra Sud. Ha alle spalle già qualche mesetto di esperienza nel suo nuovo ruolo. Come si trova in questa veste? Allora, mi sono inserita in un gruppo molto coeso, guidato dal sindaco Soddu, che è una persona che personalmente stimo, ma al di là della stima personale gli riconosco grandissima
grandissimo merito, soprattutto una visione molto lungimirante per la città. È stato per me quindi facile inserirmi in questo progetto di attuazione di questa visione di una città nuova. Io sono un'imprenditrice, mi trovo in qualche maniera a presentare, a rappresentare gli interessi di chi come me svolge appunto ogni giorno la propria attività imprenditoriale in città e mi auguro appunto con il mio impegno di portare a casa risultati importanti. Quali sono le buone cose che ha trovato e le criticità che invece deve affrontare? Le criticità sono sicuramente tante, arriviamo da un periodo storico, studiamo un periodo storico di grosse difficoltà economiche, amplificate ulteriormente da un cambio di abitudini che secondo me il Covid e la pandemia hanno sicuramente enfatizzato. Quindi le criticità derivano proprio dal momento storico che stiamo vivendo. Per quanto riguarda invece il punto di forza ovvio che io lo trovo nella coesione di questo organo amministrativo, di questa giunta che ha una testa fresca e giovane e che ha sicuramente gli obiettivi ben chiari.